inaudita davanti a tutti e nessuno si è mosso per lei. Parlano le due donne che in Piazza dei Signori hanno soccorso una 35enne pestata dall'ex compagno. Aveva la figlia di 1 anno in braccio. Il drammatico racconto. Sesso con 2 tredicenni nel garage di casa Conegliano. La procura ha chiesto 6 anni e 4 mesi per un operaio 47enne di origine cingalese. Con tutta probabilità venerdì pomeriggio a Casieri funerali del bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto del papà, eseguita l'autopsia. Matteo è morto per un gravissimo trauma cranico. Lunedì prossimo apre il nuovo parcheggio a pagamento della Cittadella della Salute, circa 700 posti d'auto, 300 per i dipendenti dell'ULSS che potranno parcheggiare gratuitamente. Notte da incubo per 3 ventenni rimasti bloccati in auto nella bufera di neve a Cima Grappa, 1700 metri d'altezza, i 3 portati in salvo dai vigili del fuoco. Truffa del finto incidente a Pordenone, un 84enne consegna 75.000 euro in 2 ore ad un uomo che si era presentato come colonnello di polizia. L'uomo arrestato, incastrato da una banconota. 20 giovani fedeli della diocesi di Treviso pronti a incontrare il Papa a Venezia nel momento dell'incontro alla salute. Prima della messa a San Marco abbiamo raccolto la loro voce. Trova 12.000 euro dentro un borsello e lo riconsegna al legittimo proprietario. Dopo la storia del commesso della pasticceria di Conegliano, un altro caso di grande generosità nella Marca, protagonista un edicolante di Chiarano. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio che ci porta a Venezia e noi vi chiediamo dunque ormai al via il ticket d'ingresso. Secondo voi è giusto? Se volete rispondere sì 0422 1626 691, se invece volete rispondere no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio come di consueto durante la nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque in primo piano anche la cronaca, lo avete sentito, calci e schiaffi all'ex compagna con la bambina in braccio, poi una testata, violenza inaudita in pieno centro a Treviso, in mezzo alle bancarelle interviene un'artigiana per fermare l'aggressione e tutti gli altri restano spettatori. Ho visto passare una coppia con una bambina in braccio, lui aveva una bambina in braccio e stavano litigando animatamente. Ad un certo punto lui ha tirato un calcio alla signora e poi gliene ha tirato un altro. A quel punto io sono uscita dallo stand dove stavo lavorando, mentre andavo verso gli ha tirato uno schiaffo e subito dopo una testata. Ed è a questo punto che la donna, un artigiano con il suo stand in Piazza dei Signori per la manifestazione del weekend Arte del Gusto, interviene. Gli si avvicina, dice all'uomo di fermarsi e lui per tutta risposta Mi ha risposto che era una vigliacca, perché io non sapevo che cosa era successo veramente e quindi dovevo farmi i fatti miei. La donna, vittima dell'aggressione, scoppia in lacrime, la tensione si alza tra i due, l'artigiana non molla e affronta l'uomo a viso aperto. Attorno si raduna un nuvolo di persone ma nessuno interviene. Sono stata raggiunta da un'altra persona di un altro stand, dopo dalla mia socia, e le persone si sono solo avvicinate, 2 signori anziani ci hanno fatto manforte. La socia è intervenuta una volta vista la ressa. C'era disappunto tra le persone? Sì, assolutamente, molto stupore e molte persone erano veramente scandalizzate da quanto era accaduto, perché tutti sappiamo delle violenze domestiche e con che frequenza possono accadere, però è strano che capitino proprio davanti agli occhi in una piazza così affollata. Domenica pomeriggio un centro vivace, decine di stand a riempire la piazza, intanto si consuma la violenza. Si scoprirà poi all'arrivo delle volanti che la donna è l'ex compagna dell'uomo, la piccola, la loro figlia, e la violenza è perpetrata nel tempo. La signora è passata da noi a ringraziarci e a spiegarci un po' com'era la sua situazione. Le abbiamo consigliato di rivolgersi a delle associazioni antiviolenza. Nel caso in cui ci siano violenze domestiche l'avvocato è gratuito, quindi gli abbiamo spiegato questo perché la signora era in difficoltà a livello economico. La polizia ha steso un verbale, la vittima confortata si allontana con la bimba ancora in lacrime in braccio. Sarebbe andata a sporgere denuncia, promette a chi le è corsa in aiuto.
Maltrattata e perseguitata dall'ex, la donna, una quarantenne di Treviso, aveva presentato 2 denunce per maltrattamenti e stalking nei confronti dell'uomo, un 42enne. Lo scorso marzo lui avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi frequentati da lei, tanto che il pubblico ministero aveva chiesto l'inasprimento della misura cautelare in arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Ora il GIP ha consentito ammettergli il dispositivo, mantenendo però la stessa limitazione alla libertà personale, ovvero il divieto di avvicinamento. Venerdì 26 aprile i carabinieri lo hanno convocato per mettergli il braccialetto. Allo stesso tempo anche a lei verrà fornito un dispositivo che registrerà i casi di eventuale violazione. Intanto il 16 maggio prossimo è stata fissata l'udienza preliminare per il procedimento relativo ai maltrattamenti contro la quarantenne. Sesso con 2 tredicenni. La procura ha chiesto 6 anni e 4 mesi per un operaio 47enne di origine cingalese. I fatti sono avvenuti a Conegliano nel 2020. Le aveva ospitate nel suo garage adibito a stanza da letto per gli ospiti, ma poi in cambio aveva chiesto a 2 tredicenni di avere dei rapporti sessuali. I fatti sono avvenuti a Conegliano nel 2020. Sotto accusa un operaio di origini cingalesi accusato di violenza sessuale. La procura ha chiesto nei confronti dell'uomo 6 anni e 4 mesi. La sentenza di primo grado in rito abbreviato è attesa per il prossimo 16 maggio. L'uomo nel novembre del 2020 aveva deciso di accogliere le 2 minorenni in quella stanza che era stata adattata e durante la notte avrebbe visto con loro film porno, consumato rapporti sessuali. Non solo, ma avrebbe anche fatto uso di marijuana. A dare l'allarme erano state le famiglie delle 2 ragazzine, non vedendole rientrare a casa. Così l'uomo, identificato, era stato arrestato. Durante l'incidente probatorio nel 2021 le 2 tredicenni avevano raccontato di essersi presentate spontaneamente alla porta dell'uomo conosciuto la notte di Halloween ad una festa. Il legale dell'operaio, Enrico Dorazio, ora punta ad una riqualificazione del reato da violenza sessuale su minori di 14 anni in atti sessuali con minorenni. Bimbo travolto dal papà a Dosson di Casieri. Il piccolo Matteo Vidali è morto per un grave trauma cranico. A stabilirlo l'autopsia svolta oggi dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto. La famiglia ora attende il nulla osta, poi sarà deciso il funerale, che potrebbe essere venerdì prossimo. Un trauma cranico gravissimo che non gli ha lasciato scampo è la causa della morte del piccolo Matteo Vidali, il bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto del papà. Ora sarà una perizia cinematica a stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Si dovrà accertare se il piccolino fosse in piedi o chinato, se fosse visibile al guidatore o in un punto dell'auto impossibile da poter vedere. Il papà è stato indagato per omicidio colposo, atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti del caso. La famiglia si è affidata all'avvocato Alessandro Rinaldi. Il grave incidente è accaduto domenica 14 aprile. I genitori avevano deciso di fare una passeggiata. Tutto è accaduto in un attimo. Il padre stava effettuando con l'auto una manovra in cortile. Il piccolo Matteo ha rincorso il pallone che sarebbe finito sotto la vettura. Una manciata di secondi, la corsa del bambino verso il pallone e l'urto violento contro la macchina. I genitori, sconvolti e sotto shock, hanno preso Matteo tra le braccia ed è iniziata la corsa disperata all'ospedale di Treviso. Secondo l'autopsia, con quel trauma cranico profondo ed esteso, sarebbe stato difficile salvarlo, ma i medici del pronto soccorso hanno tentato l'impossibile facendo ripartire il cuore. 2 giorni dopo, martedì 16 aprile, le speranze si sono infrante contro la realtà. Matteo non ce l'ha fatta. Ora vivremo per la sorellina, ci ha spiegato tra le lacrime il nonno, incredulo di fronte ad una disgrazia tanto grande. Il sindaco è in contatto costante con la famiglia e si è detto disponibile a sostenerla in qualsiasi modo. Colpito da un infarto subito dopo il turno di pattuglia, l'ultimo saluto a Stefano Del Piero sarà celebrato sabato 27 aprile nella chiesa Sacro Cuore di Pordenone alle 15, venerdì alle 19:15 invece sarà celebrato il Santo Rosario. Il poliziotto, 49 anni, è morto dopo 5 giorni di agonia, aveva concluso il suo turno di servizio ed era rientrato in ufficio per la stesura degli atti quando è stato colto da un malore improvviso. A trovarlo a terra, privo di conoscenza, il collega, trasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma il suo cuore ha cessato di battere lunedì mattina. Stefano era un poliziotto stimato che ha sempre indossato la divisa con senso dello Stato e spirito di servizio. È così che la sua seconda famiglia, quella della Polizia di Stato, vuole ricordarlo.
Ed ora parliamo degli autovelox. Da Treviso il tema diventa nazionale. Al ring l'avvocato trevigiano Capraro ed il perito Marcon, da sempre in prima linea sul tema, invocano i decreti attuativi per procedere all'omologazione degli apparecchi in uso. Il sindaco di Treviso Conte parla di tilt normativo che andava evitato. Nessun autovelox in Italia è a oggi omologato, motivo per il quale il pronunciamento della Cassazione, che giudica illegittime le sanzioni combinate attraverso questo strumento, è per chi prende le parti dei multati una questione di giustizia e per gli enti locali un tilt normativo che andava evitato. Ospiti al ring l'avvocato trevigiano Fabio Capraro e il perito Giorgio Marcon, da sempre in prima linea sul tema, hanno parlato di un vero e proprio terremoto. Con questa sentenza qual è la novità? Che a fronte di certi discorsi per me garibaldini, dove si voleva equiparare autorizzazione e omologazione, spiega perfettamente. L'omologazione è un di più dell'autorizzazione, perché ci sono delle norme tecniche che devono essere rispettate. Ma quanti autovelox in Italia sono autorizzati e non omologati? Tutti. A me non risulta che nessuno è stato omologato perché mancano le norme d'attuazione. Non è peraltro detto che gli apparecchi attualmente impiegati sulle strade possiedano davvero i requisiti previsti dall'omologazione. Per Giorgio Marcon non ce li ha praticamente nessuno. Se io fossi un sindaco, io posso parlare... Spengo gli autovelox. Io ho preso atto, ammesso in un concesso che non lo sapessi prima, che nessun comandante, il mio comandante di polizia me l'avesse detto, io se per non sapere leggere né scrivere bloccherei subito gli autovelox. Va bene, per lei? Io sto collaborando con un'indagine della Guardia di Finanza. Quei comuni che sono indagati hanno già fatto denuncia praticamente alla casa costruttrice che gli ha venduto gli autovelox. Comuni doppiamente beffati dunque, ma questo polverone che ha preso ormai dimensioni nazionali, secondo il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, non solo è immotivato, essendoci anche sentenze diametralmente opposte, ma andava scongiurato da parte dei giudici della Suprema Corte. E mi appello al governo perché venga fatta chiarezza da un punto di vista normativo. Basterebbe equiparare, esattamente come aveva proposto il ministro Salvini, autorizzazione ed omologazione e il problema è risolto. Però io metto al centro la sicurezza stradale dei nostri cittadini. Oggi cavalcare questi cavilli normativi, come troppi avvocati stanno facendo, significa mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri cittadini. Ne vale la pena? Io credo di no. Lunedì prossimo, 29 aprile, apre il nuovo parcheggio a pagamento della Cittadella della Salute, circa 700 i posti auto, 300 dei quali riservati ai dipendenti dell'ULSS 2 che potranno parcheggiare gratuitamente. Per gli altri costerà 50 centesimi all'ora per le prime 3 ore, poi €1 all'ora. Lunedì 29 aprile, dopo mesi di trattative, è finalmente ufficiale la data di apertura del nuovo parcheggio della Cittadella della Salute. Ultimati i collaudi e l'impianto di videosorveglianza, l'atteso parco a pagamento a servizio di utenti e personale dell'ospedale di Treviso aprirà le sbarre lunedì prossimo. L'annuncio del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi al termine di una complessa trattativa con Ospedal Grando, la società del project financing della Cittadella. Avremo circa 400 posti per la gente a pagamento, diciamo 0,50 l'ora come avevamo detto, e abbiamo 280 posti per i nostri dipendenti. Chiaramente i nostri dipendenti entreranno con badge, quindi non pagheranno per la sosta perché ovviamente sono là per lavorare. Gli altri pagheranno 0,50 centesimi all'ora e quindi per un massimo di 3 ore, quindi in qualche modo è una tariffa, chiamiamola così, bassa rispetto alle tariffe che ci sono in giro anche negli altri ospedali. Park gratis dunque per i dipendenti dell'ULSS, a pagamento per utenti e familiari dei pazienti che potranno usufruire di una tariffa calmierata di 50 centesimi all'ora per le prime 3 ore di sosta, tariffa che salirà ad €1 all'ora per le successive. Il nuovo parcheggio rappresenterà un'importante valvola di sfogo per la sosta nei pressi dell'ospedale, quotidianamente congestionata dalle auto che non riescono a trovare stalli liberi negli attuali park gratuiti. Continuiamo con la cronaca. Notte da incubo per un gruppo di 3 ragazzi padovani rimasti bloccati nella bufera di neve a cima del Grappa a 1700 metri d'altezza. I 3 portati in salvo dal fuoristrada dei vigili del fuoco.
L'auto bloccata nel bel mezzo di una tormenta di neve, una notte da incubo, il buio, il freddo e la paura di non riuscire a tornare a casa. Un'escursione nonostante le critiche condizioni meteo che un gruppo di 3 ragazzi di 20 anni di Padova ha deciso di intraprendere a 1700 metri d'altezza, a circa 1 chilometro dalla vetta di Cima del Grappa, nel comune di Borso del Grappa. Avventura che poteva trasformarsi in tragedia perché le temperature rigide e la bufera di neve hanno sorpreso i 3 ragazzi rimasti bloccati con l'auto in panne. Al rientro dall'escursione, infatti, i ventenni a causa di un guasto non sono più riusciti a mettere in moto l'auto. Il buio che si faceva sempre più fitto e la paura hanno incoraggiato i ragazzi a lanciare l'allarme al 115 alle 3 del mattino. Intervento immediato dei vigili del fuoco accorsi sul luogo con un fuoristrada non senza difficoltà per portare i giovani in salvo. I ragazzi sono stati portati ormai alle prime luci dell'alba in un bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati poi raggiunti dai familiari. Le operazioni di recupero dell'auto sono avvenute in mattinata non appena le condizioni meteo hanno permesso la risalita alla vetta. Fortunatamente nessuno dei 3 ragazzi è rimasto ferito. Ed ora invece parliamo delle truffe ai danni degli anziani. 2 trevigiane sono state identificate e poste agli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti a Valpolicella in provincia di Verona nell'agosto del 2023. Le 2 donne di 44 e 59 anni si sono presentate a casa dell'anziano di 99 anni e con una scusa sono entrate rubando all'uomo soldi e carte di credito. Inchiodate dai sistemi di videosorveglianza della zona, le 2 sono state identificate e denunciate per truffa e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini dei carabinieri. Truffe del finto incidente a Pordenone, un 84enne consegna 75.000 euro in 2 ore ad un uomo che si era presentato come colonnello di polizia. L'uomo arrestato incastrato da una banconota. Mi state togliendo tutto, mi avete tolto anche l'oro che avevo conservato, che rappresentava per me un ricordo di famiglia, lasciatemi almeno 10 euro per poter fare la spesa. È stato proprio grazie a quella banconota da 10 euro che gli uomini della scientifica sono riusciti a risalire all'uomo che in 2 ore, il 23 febbraio scorso, è riuscito a portare via un'anziana di 84 anni residente a Pordenone la cifra di 75.000 euro più svariati oggetti preziosi. La truffa è partita da una telefonata alla donna arrivata sul numero fisso. Dietro la cornetta un 41enne residente nel napoletano che si era presentato come un colonnello di polizia. Alla signora ha riferito che il figlio aveva provocato un incidente stradale investendo un motociclista e rischiando fino a 10 anni di carcere, ma era tutto falso. È così però che l'anziana, per tutelare il congiunto, consegna all'uomo in 4 separate occasioni nell'arco di 120 minuti prima 15.000 euro, poi i gioielli e in 2 volte la somma di 30.000 euro, praticamente i risparmi di una vita, con una tattica che sta prendendo sempre più piede. È spacciato, come spesso capita in queste truffe nei confronti degli anziani, viene simulato che è un rappresentante delle forze dell'ordine e che il figlio ha commesso qualcosa di grave che loro possono mettere a posto con una cospicua somma di denaro. La donna, sotto shock, racconta tutto al vicino di casa che a sua volta avvisa il figlio. Da lì in pochi minuti la denuncia in questura e il via alle indagini con la consegna dei 10 euro. Una volta identificato, l'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di arresto disposto dal GIP del Tribunale di Pordenone. Il 41enne si trovava già in carcere a Verona per un fatto analogo commesso il 5 aprile scorso in provincia di Trento. I casi di truffe sono ormai molto frequenti, da qui l'appello delle forze dell'ordine. Assolutamente di essere diffidenti e di non aprire la porta di casa a persone sconosciute. Questo è il mio appello, perciò ci tenevo a metterci la faccia quest'oggi e a raccontare questa storia che, credetemi, in 35 anni di polizia raramente mi è capitata, e fare un appello a tutte le persone non più giovanissime di diffidare rispetto agli sconosciuti. Ed ora torniamo a Treviso, visita del senatore Andrea Martella e della deputata Rachele Scarpa al carcere minorile di Treviso. Nell'ambito dell'iniziativa del Partito Democratico bisogna aver visto la denuncia sovraffollamento e spazi vetusti. A Nordio chiediamo tempi certi sulla sua dismissione. I tenuti sono 20, dovrebbero essere 12. La situazione è difficile perché 2 anni fa ci fu una rivolta, il carcere fu più o meno distrutto, ci sono stati dei lavori di ripristino, ma questi lavori non hanno migliorato la struttura.
Mancanza di spazi adeguati per le attività dei giovani detenuti, che rende difficile non solo la convivenza ma anche il lavoro della polizia penitenziaria, degli insegnanti e degli educatori. Minori che dormono in 4 o anche 5 in celle pensate per 2-3 persone. È questa la situazione in cui versa il carcere minorile di Treviso. La visita del segretario regionale del Partito Democratico e senatore Andrea Martella. È assolutamente necessario che i minori che entrano possano essere accompagnati in un processo rieducativo, perché noi dobbiamo fare questo sforzo come previsto dalla nostra Costituzione, perché questi ragazzi possano essere rieducati e poi non tornino a delinquere. Se le strutture non sono adeguate, questo processo è più difficile. Siamo in attesa di capire quali saranno i tempi definitivi per il trasferimento dell'Istituto Penale per Minori da Treviso a Rovigo. È un punto sul quale continueremo a insistere con il Ministero per avere chiarezza e tempi certi. Tempi celeri e chiarezza è l'appello che il PD rivolge al ministro Nordio. Il report di Antigone, che fotografa le condizioni in cui versano le carceri italiane, evidenzia come il Veneto, dopo Puglia e Lombardia, sia la regione con il tasso più alto di sovraffollamento nelle carceri. Situazione che non cambia negli istituti minorili, e quello di Treviso ne è un esempio. Condizioni che rendono complesso anche il percorso di rieducazione dei giovani ragazzi detenuti. E il fenomeno riguarda anche italiani che sono in un numero superiore rispetto al passato, naturalmente ragazzi stranieri, c'è un tema legato alle aggressioni, alle criminalità, alle baby gang e naturalmente legato anche alla droga. Si tratta di intervenire al più presto garantendo al massimo gli interventi per rendere queste strutture in grado di svolgere questi processi di rieducazione. In apertura di questo telegiornale avevamo proposto il sondaggio con Venezia, che ormai avvia il ticket d'ingresso, dunque contributo d'accesso quindi diventa una realtà da giovedì, eppure modalità di prenotazione per i veneti, costi per chi dovrà sostenerlo e tempi sono ancora un'incognita per tanti. Noi abbiamo sentito i cittadini. Io ho l'impressione di non aver capito niente, ma ho 83 anni, perciò... Lei ha capito come funziona? No, non mi sono informato tanto. Ho sentito, ma non ho ancora capito bene il meccanismo. No, non so niente. Con credit card. Ai nastri di partenza il contributo d'accesso per Venezia, eppure tra trevigiani e veneti incontrati questa mattina in stazione c'è ancora un po' di confusione. C'è tutta una registrazione su internet, è molto complicato, io penso agli anziani come devono fare. Cioè, so che bisogna andare su internet a scaricare un QR code. Ho sentito solo che si deve pagare l'entrata, ma non so come. No, in realtà no. Ma non so neanche se effettivamente l'hanno implementato oppure no, quindi non ho idea. Si parte il 25. Ah, ok. E di quanto sarebbe l'importo? Più preparati i turisti che il contributo lo dovranno pagare, a patto che non abbiano già una prenotazione in albergo. You know? Yes. Yeah? From Thursday? Yeah. Yeah. It's true? Yes. Yeah. You pay... Yeah, that's not a problem. You mean with Intendi il biglietto per il treno o per... For entrance in the city? No, we no, don't non know. so, We dobbiamo should pay. pagare? No high price. Yes, we understand. Non è un prezzo alto per noi, noi abbiamo capito perché ci sono troppi turisti. È una buona idea. A sorpresa, ad apparire meno convinto della bontà della misura è proprio chi risiede in Veneto. Però non va bene secondo me, perché viene diminuito il flusso dei turisti, cioè saranno meno entrate per il comune di Venezia secondo me. Mi sembra un'ennesima presa in giro per noi cittadini e comunque una cosa che non risolve minimamente quello che è il problema. Quest'uomo, trevigiano, lavora a Venezia. Ho stampato un voucher, insomma, che mi permette di entrare senza problemi, insomma. Secondo lei per le altre persone sarà un deterrente, magari per i veneti anche solo doversi prenotare? Credo di sì. Per i veneti credo di sì, per il turismo in generale non credo. Adesso che devi prenotare ci penserai 2 volte prima di andare? Probabilmente sì. Il treno intanto è partito e indietro non si torna. Il 25 aprile scatta il contributo d'accesso a Venezia. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Meno 5 giorni dalla storica visita di Papa Francesco a Venezia. Nella sua seconda tappa in città il Pontefice incontrerà i giovani nel piazzale della Basilica della Salute. Un privilegio per 20 giovani da ogni diocesi. A Treviso abbiamo incontrato uno di loro, Massimiliano Agostini. Io andrò assolutamente completamente affidato, come ho detto prima, e col cuore aperto. Cuore aperto, orecchie in ascolto. Massimiliano Agostini è uno dei 20 giovani trevigiani di Azione Cattolica che avranno il privilegio di incontrare Papa Francesco domenica nella seconda tappa della sua visita, l'incontro alla salute. In Azione Cattolica, nel settore giovani da quando aveva 10 anni, Massimiliano racconta di come il numero degli iscritti ad Azione Cattolica della diocesi di Treviso, quella con più giovanissimi d'Italia e iscritti d'Italia, sia crollato dal 2000 in poi, passando dai 12.000 ragazzi fino ai 5.000 al tempo del Covid. Quest'anno gli iscritti stanno toccando quota 7.000. Chiederanno dunque a Papa Francesco un aiuto per dare vigore al loro lavoro quotidiano di cura verso l'associazione che li rappresenta. I giovani hanno bisogno di delle associazioni, come siamo noi, che riescano ad arrivare dove la Chiesa istituzione non arriva. Nel senso che noi siamo Chiesa, facciamo parte della Chiesa, però quell'aiuto, quello sguardo, quella carezza che la Chiesa come istituzione clericale non riesce a portare negli ambienti di vita di tutti i giorni. Camminare insieme in un'associazione, continuare ad essere comunità aggregante. Un Papa speciale, Francesco, entrato nel cuore dei giovani come da tempo non accadeva. Ci ha avvicinato molto per le parole semplici e per gli esempi di vita vissuta chiara che ci ha dato, che forse è quello di cui abbiamo bisogno per avere un indirizzo. Domenica basterà uno sguardo ed una stretta di mano per i giovani del Veneto e del Triveneto che il Papa farà ritrovare un auspicio che sarà la preghiera che al Santo Padre questi giovani affideranno. L'idea è che comunque anche nell'associazionismo di non essere campanilisti nella nostra associazione. Questo, l'unitarietà delle associazioni. E dunque Papa Francesco domenica 28 aprile a Venezia, una giornata storica che Antenna 3 vi racconterà in diretta con una edizione straordinaria, non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco, ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Dunque domenica 28 aprile il Papa a Venezia in diretta su Antenna 3. Amico della persona con demenza, dopo Treviso altri 7 comuni della Marca hanno aderito alla rete delle amministrazioni che si impegnano a promuovere l'inclusione dell'intera collettività nei confronti delle persone con demenza e delle loro famiglie. Un progetto promosso da ISRA per affrontare un problema destinato ad aumentare in maniera esponenziale nei prossimi anni. Nel 2022 in provincia di Treviso c'erano circa 64.000 over 80, nel 2050 saranno 111.000, il che vuol dire che questo aumento del 73% degli over 80 porterà sicuramente un aumento esponenziale delle demenze. Perciò questo protocollo anticipa un problema e cerca di prevenirlo. Comune amico delle persone con demenza, siglato a Santa Caterina un protocollo che da Treviso estende la rete di amministrazioni comunali che si impegnano fattivamente a sostenere le persone con demenza e le loro famiglie. Arcade, Breda, Maserada, Ponzano, Povegliano, Spresiano e Villorba sono ora parte di questa rete che coinvolge i cittadini, le associazioni di volontariato, le istituzioni tutte, dalle strutture sanitarie alle forze dell'ordine. L'intervento dei comuni nella loro libertà, nella loro voglia di fare spontaneamente, nella loro capacità di mettere insieme il volontariato e le forze vive della società potrebbero essere una risposta significativa. Almeno se non ci sono i comuni, davvero ritengo che il futuro delle persone affette da demenza e le loro famiglie potrebbe essere più triste. Caffè Alzheimer, centri di sollievo e dei disturbi cognitivi, RSA, assistenti sociali e coinvolgimento della comunità per supportare le famiglie. Poi l'implementazione dello screening cognitivo degli over 65 per diagnosticare precocemente le demenze ed intervenire preventivamente. Sono tutti aspetti fondamentali di questo progetto promosso da ISRA che porta la provincia di Treviso all'avanguardia. È un momento estremamente importante perché se noi pensiamo che fino
prima di questa firma solo 6 comuni in tutta la regione Veneto avevano firmato questo protocollo di intesa e oggi da 6 passiamo a 13, vuol dire che la nostra provincia di Treviso, il tessuto che abbiamo come sia amministratori locali come volontariato, un tessuto forte che ha preso a cuore la questione della demenza. Trova 12.000 euro dentro un borsello e lo riconsegna al legittimo proprietario nella Marca. Ecco un altro caso di grande generosità che ci porta a Chiarano, protagonista un edicolante del posto. Durante la chiusura del negozio, verso le 8:30 di sera, quando faccio la resa dei giornali, ho trovato un borsello sotto il bancone vicino alla cassa e ho guardato dentro, c'erano soldi, ho trovato anche il documento, ero un mio cliente, l'ho avvertito e nulla, è venuto a riprendere il borsello. La cifra che il titolare dell'edicola di Chiarano trova è di quasi 12.000 euro divisi in banconote di vario taglio. Il tutto è di proprietà di un imprenditore, il suo cliente, visto che dentro al borsello vi era anche un documento identificativo. Riccardo Bravi, che gestisce l'attività servizi di quartiere in via Don Giovanni Zanardo, non ci pensa un attimo e lo contatta quando si imbatte in tutto quel denaro. Il fatto è avvenuto un anno fa, non ha esitato sul da farsi, d'altronde non capita certamente tutti i giorni di trovare una somma così. Altri magari avrebbero fatto diversamente, ma Riccardo no. Normalmente è una cosa che faccio con tutti i clienti, restituire gli oggetti che trovo. In questo caso era una cifra importante e sicuramente era l'incasso della giornata o comunque della settimana, e quindi è giusto che quando sbaglio io gli altri mi aiutano, quando gli altri sbagliano li aiuto anch'io. Non è il primo caso di generosità avvenuto nella Marca trevigiana. Pochi giorni fa a Conegliano il dipendente della pasticceria centrale Lorenzo Freschi ha restituito il portafoglio di una cliente affezionata con quasi 360 euro all'interno. Ancor prima un altro episodio era accaduto invece a Vittorio Veneto con un barista che ha trovato e riconsegnato 2.000 euro. Ora anche Riccardo ha deciso di raccontare il suo gesto, credendo che possa essere un esempio per chi in futuro potrebbe trovarsi di fronte a situazioni come queste. E penso sia un dovere civico di tutti i cittadini, e comunque facendo sempre fatto parte anche del Rotary per tanti anni, e quindi è una cosa normale aiutare e non cercare di ottenere il proprio con il proprio lavoro e non fregando o derubando chi poi magari ha più bisogno. L'Inter vince lo scudetto, euforia in piazza Duomo ieri sera per i festeggiamenti del tricolore nerazzurro. Vediamo. Fuochi d'artificio, bandiere e cori da stadio. Il cuore di Treviso ha colto ieri sera l'entusiasmo di oltre un centinaio di tifosi dell'Inter, accorsi in piazza Duomo e tra le vie del capoluogo della Marca per festeggiare il 20° scudetto. La seconda stella, arrivata grazie a un 2-1 vinto nel derby in casa dei cugini del Milan, grazie ai gol di Acerbi e Thuram. Al fischio finale ecco l'ondata di calore nerazzurro andato avanti fino a notte inoltrata. Giovani e meno giovani hanno intonato i cori di quest'annata praticamente perfetta in campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi. Tanti trevigiani che si sono ritrovati nei principali locali per seguire il match, così come i tifosi sempre presenti negli Interclub cittadini, dove l'euforia si poteva toccare con mano. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Piazza Duomo a Treviso ieri sera non era certo come quella del triplete di Muriuniana a memoria, ma la passione domina in qualunque periodo dell'anno, compresa una sera poco primaverile di fine aprile, perché lo scudetto è pur sempre lo scudetto. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
Dopo 81 giorni di chiusura è stato riaperto il ponte della Veneggia sul Rio Cusiga-Belluno, con buona pace degli automobilisti costretti a estenuanti code e deviazioni per bypassare il tratto interessato dai lavori fra via Tiziano Vecellio e via Vittorio Veneto. L'annuncio a sorpresa ieri pomeriggio durante il Consiglio Comunale. Questo pomeriggio, penso in questo momento, anzi è stato fatto un'ora fa circa, il ponte della Veneggia sul Rio Cusiga viene aperto al traffico veicolare e ripristinata la regolare viabilità ante intervento. L'annuncio a sorpresa è arrivato durante la risposta alle domande di attualità ad orologeria, quella del consigliere di Belluno al centro Sebastiano Marotto, che avrebbe voluto fornire un assist all'assessore Franco Roccon a inizio seduta, ma la discussione sulla necessità di dare seguito alle domande di attualità a fine Consiglio ne ha vanificato lo scopo, perché la rimozione delle transenne che dal 1 febbraio scorso hanno interdetto il transito sul ponte della Veneggia non è passata inosservata e la notizia, in men che non si dica, ha fatto il giro della città. Ci sono voluti 81 giorni di tempo, qualcosa in più rispetto alle previsioni, per completare i lavori di rifacimento del manufatto che sono stati condizionati dal maltempo di febbraio e marzo. Impossibile per l'impresa eseguire quelle lavorazioni che richiedevano buone temperature e un meteo favorevole per il consolidamento delle due spalle di destra e di sinistra, dove sono stati inseriti micropali e agganciata e posata la passerella ciclopedonale non ancora completata. La viabilità ciclopedonale verrà aperta sulla passerella appena effettuato il collaudo che avverrà a breve. L'assessore Roccon ha ringraziato per la pazienza cittadini, attività commerciali e di servizio per avere collaborato sostenendo i naturali disagi che il cantiere ha inevitabilmente comportato. Ringraziamenti estesi anche al personale tecnico e delle manutenzioni del Comune, oltre che alla Polizia Locale per l'assistenza fornita durante il periodo di chiusura del ponte, bypassato grazie alle deviazioni del traffico su via Ugo Neri. Colpo di coda dell'inverno su tutta la montagna bellunese, nevicate anche a bassa quota e pioggia nelle vallate stanno caratterizzando questa anomala fine di aprile, contrassegnata dal maltempo che pare essere destinato ad accompagnarci almeno fino al prossimo weekend. Il bollettino emesso stamattina da ARPAV, che misura la neve fresca al suolo, potrebbe essere quello di un tipico periodo invernale. Nelle 24 ore le Dolomiti settentrionali si sono ammantate nuovamente di bianco, con cumuli fra i 5 cm a Cortina e i 40 a Montepiana di Auronzo. Scenario identico sulle Dolomiti meridionali, dove i cumuli di neve fresca variano dai 10 cm di Frassenè ai 30 delle Pale di San Martino e del Monte Rita Cibiana. Sulle prealpi bellunesi, se possibile, la quantità di neve è ancora maggiore. 30 cm in Val Salatis, Faverghera sul Nevegal e Piancansiglio. 25 cm sono stati misurati ai 1540 metri del Monte Grappa e 22 a Pranolza di Trichiana, 700 metri in meno di quota. Fortunatamente la neve non ha condizionato la viabilità regolare lungo la rete gestita da Veneto Strade. Vita facile per gli automobilisti che ancora non hanno provveduto al cambio delle gomme invernali, mentre chi diligentemente il 15 aprile ha sostituito le dotazioni di stagione è stato costretto a fermarsi per montare le catene. Instabilità e insidie a piovaschi saranno ancora presenti per tutta la settimana, con temperature minime stazionarie o localmente in calo e massime in leggera ripresa, comunque sotto la media. Per cominciare a respirare di nuovo aria primaverile bisognerà attendere la prossima settimana, probabilmente a cavallo del ponte del 1° maggio. Svolta importante per il comune di Ponte nelle Alpi. L'amministrazione ha adottato il nuovo piano urbanistico destinato a premiare lo sviluppo, la sostenibilità e la residenzialità. Regolamenti più snelli per chi vuole recuperare vecchi edifici o costruirne di nuovi, procedure uniformate e minori vincoli nei centri storici. Il piano è stato digitalizzato su base catastale e sarà fruibile online per tecnici e popolazione. Il documento presentato in Consiglio Comunale è stato approvato all'unanimità. E serata di festa nerazzurra per i tifosi bellunesi che ieri sera, poco dopo il fischio finale dell'arbitro, si sono radunati davanti al Teatro Comunale di Belluno per celebrare il 20° scudetto e la seconda stella per l'Inter, che ha vinto nel derby con il Milan. Nonostante il clima invernale e la pioggia intermittente, i sostenitori nerazzurri hanno dato vita ai tradizionali caroselli con le auto in Piazza dei Martiri, cori da stadio, bandiere, lanci di petardi e fumogeni con i colori d'ordinanza hanno colorato per poco più di un'ora il centro cittadino. A poca distanza una volante della polizia per monitorare i festeggiamenti che si sono conclusi con gioia e senza eccessi.
E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al Meteo. Il primo lungo ponte di questa primavera 2024 si avvicina. Ebbene, il tempo ci riserverà ancora un po' di instabilità e il clima non sarà proprio mite. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto condizioni di variabilità con cielo nuvoloso ma con qualche schiarita. Saranno probabili precipitazioni a tratti diffuse, a tratti discontinue. Limite della neve intorno ai 1400-1500 metri. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento moderato di Bora. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche schiarita alternata ad annuvolamenti e con locali piogge. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.